Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Guarda il video. Il nigeriano è a un bivio, l'Al-Hilal è di nuovo alle calcagna, ma attenzione alla concorrenza. Non entrate in casa del Napoli senza pensarci due volte. Per accontentare Antonio Conte, De Laurentiis ha bisogno di un budget piuttosto elevato, circa 200 milioni di euro stanziati dal presidente del Napoli per la sessione estiva, frutto necessariamente di una serie di cessioni. Victor Osimhen è chiaramente il più redditizio per il club azzurro, che però deve ancora trovare un posto per l'attaccante nigeriano, reduce dalla stagione al Galatasaray. La clausola da 75 milioni di euro lascia aperte diverse opzioni per ora. Victor Osimhen tra Arabia Saudita e Turchia, la situazione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un tentativo di attacco da parte di Al-Hilal al nigeriano. Secondo il quotidiano, anche il Galatasaray vorrebbe provare a convincere Osimhen, con un'offerta ingaggiante significativa. Il capitolo Osi è cruciale, perché il tesoretto che De Laurentiis ha deciso di mettere a disposizione per la crescita di un Napoli già campione si basa sui 70 milioni ricavati dalla cessione di Kvara al PSG a gennaio e sui 75 milioni che la cessione di Osi dovrebbe portare tramite clausola. Al-Hilal è tornato prepotentemente sulle tracce di Victor. La Juve ha provato a offrire 85 milioni di euro, considerando che la trasferta è valida esclusivamente all'estero, ma il Napoli non vuole rafforzare un concorrente in Italia. Ovviamente. E quindi sta trattando con gli arabi allo stesso modo di Osimhen. La prospettiva ingaggiante, per lui, sarebbe di oltre 30 milioni di euro. La richiesta si aggira sui 40. Anche il Galatasaray aspetta e fa pressione. Hanno 75 milioni da investire e per convincere Osi sono pronti a offrire 15 milioni di ingaggi a stagione, scrive il Corriere dello Sport. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che il Napoli dovrebbe trattare Osi no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!